Napoli-Osasuna 2-1 ed è una partita che ci dà molti spunti e vorrei parlarne grazie a tutti quelli che sono stati in live durante la telecronaca, e questo è un recap della partita per quelli che non hanno avuto molto tempo. Iscrivetevi al canale, magari lasciate un like su questo video, i punti hype, quello che volete, perché ci avviciniamo a grandi falcate a quello che è il campionato e dobbiamo capire quali sono le idee. Partiamo dalla formazione titolare, che ci dà già uno spunto. Ovviamente non tutti i giocatori sono disponibili, non c'era disponibile Neres, Gilmour, Beukema. In via precauzionale ci hanno detto McTominay e Rafa Marin out, e appena rientrati sono De Bruyne e Ngonghe anche. Quindi si parte, e quindi capiamo subito quali sono le idee. Meret per la terza volta titolare in queste amichevoli. Di Lorenzo, terza volta titolare in queste amichevoli. Rachmani, terza volta titolare in queste amichevoli. Poi, accanto a Rachmani, Marianucci, seconda volta da titolare. La prima l'aveva giocata Rafa Marin, quindi questo potrebbe essere un primo indizio. Se Rafa Marin poi era leggermente infortunato, non lo sappiamo. Spinazzola, seconda volta da titolare. La prima l'aveva giocata Gutierrez, che è stato presentato al Bayer Leverkusen, quindi adesso il ballottaggio per il terzino sinistro sarà tra Spina e Olivera, che però nel secondo tempo poi vediamo, perché c'è il passaggio al 3-5-2/3-4-2-1 che dobbiamo capire bene. Seguitemi con calma che questo video scorre che è una bellezza. A centrocampo Anghissà, terza volta da titolare. Lobotka, seconda volta da titolare perché la prima partita l'aveva cominciata Prisco, e poi Foloruscio a centrocampo, prima volta da titolare, perché la prima l'aveva fatta Lindstrom e la seconda Vergara. Lì ovviamente la mezzala, quella là che si deve inserire di più, McTominay, senza dubbio, però McTominay potrebbe anche alternarsi con Anghissà, e quindi la mezzala di inserimento potrebbe essere De Bruyne, potrebbe essere Vergara. Seguitemi bene che è tutto chiarissimo. In attacco Politano, Højlund e Giovane. Politano seconda da titolare perché la prima l'aveva giocata Alisson Santos. Højlund terza partita da titolare. Giovane terza partita da titolare. La prima a sinistra, questa è la seconda che fa a sinistra, la prima l'aveva giocata a destra nel suo ruolo. Quindi teniamo presente questa cosa qua, che Giovane si sta impegnando il più possibile per trovare posto in questa squadra e si sta adattando anche a sinistra. Meglio, forse aveva fatto leggermente meglio con la Canarese. In questa partita qua non gli abbiamo visto fare grandi spunti. Tornando indietro, Højlund ha toccato un pallone di testa, poco altro, non un gran primo tempo di Højlund, per quello che mi riguarda. Politano fa un gran gol, quindi i gol di oggi sono Politano su un cross altissimo che spiove di Spinazzola, e Politano fa un bel gol di sinistro al volo. Foloruscio si muove molto, poca roba. Lobotka si è mosso molto, poca roba. Anghissà molto anche frenetico, uno dei pochi ad andare duro anche nel pressing, perché noi dobbiamo parlare molto del pressing. Il Napoli sta alternando, che è quello che faceva anche Conte. A volte si va aggressivi, a volte si aspetta l'avversario. E con Allegri io mi aspetto che si aspetti, perché è quello che ci ha fatto vedere col Milan. Però ci sono alcune fasi della partita dove il Napoli va più che altro in pressing solitario, nel senso dove il pallone lì va in avanti quello che è in quella zona. Quindi non è un pressing feroce, organizzato tutti in avanti come fa il Como, come fa Gasperini. È un pressing gestito. Seguitemi bene che è importantissimo. Spinazzola, e qua entriamo nel discorso dei terzini e delle sovrapposizioni. È bello. Nel secondo tempo poi ci sono i vari cambi. Entra Milinkovic-Savic, entra Olivera, Obaretin, Mazzocchi, Lang, Lucca, Vergara e Santos. Qui vediamo, all'inizio, vediamo Santos a destra, il che un pochino, secondo me, in difficoltà. Non l'ho visto molto a suo agio. Olivera terzino sinistro. Ad un certo punto, dopo anche un bel gol di Lucca, che purtroppo inizia
con una gomitata, la stessa gomitata l'aveva fatta Anghissà nel primo tempo, cartellino giallo che prende anche Lucca, partita vera, partita anche tosta da parte di tutte e due le squadre. Lang esterno sinistro, e poi succede questo, si vede proprio Allegri fare 3-2-3-5-2. Attenzione, come si mette il Napoli 3-5-2? Si mette con Obaretin centrale, Olivera che fa il braccetto, Marianucci che era rimasto in campo a fare l'altro braccetto destro. Mazzocchi fa il tutta fascia e Alisson da esterno destro si sposta a sottopunta di Lucca, fa la seconda punta un po' spostata a sinistra. Cosa succede? Che il centrocampo resta lo stesso con Anghissà, poi Prisco al posto di Lobotka e c'è Vergara. Occhio, qui succede questo, che Lang diventa esterno a tutta fascia sinistro. Quando il Napoli attacca, il Lang a tutta fascia, che si è mosso molto molto vivace, molto voglioso, a volte un po' impreciso nei passaggi, però ha provato a scambiare molto il pallone con Alison Santos, che spostato di nuovo a sinistra, seconda punta a sinistra, ha creato una bella rumba, una rumba interessante con Lang, toccano bene il pallone entrambi, si è visto che avevano il piacere di scambiarsi il pallone. Lang a tutta fascia ovviamente è un azzardo, ed è una di quelle cose che si dice di Allegri, no? Ti fa giocare gli attaccanti, te li fa giocare terzini, aspetti troppo, eccetera, eccetera. E questo, se non fai questo, avere un Lang sulla fascia significa essere più offensivi, significa essere un po' più qualitativi anche. Non è una soluzione definitiva, perché il Napoli, a quanto abbiamo capito, sta cercando anche di piazzarlo Lang. Si parla dell'Ajax, e quindi là siamo in tanti, specialmente se poi si passa al 3-5-2, che ha delle parvenze di 3-4-2-1, che è poi quello che abbiamo fatto con Conte nel finale della stagione l'anno scorso. Perché è presto detto, Lucca puntero, Alisson a sinistra sottopunta, e a destra ci finisce Vergara, che è proprio nella sua zona naturale. Vergara comincia mezzala di sinistra e finisce mezzala di destra, che poi si va a affiancare in quella zona dei mezzi spazi con Alisson da una parte e Vergara dall'altra. Vedete come sta prendendo piede e forma la possibilità di questo secondo Napoli, perché il primo Napoli 4-3-3 nasce anche un pochino dall'esigenza dei giocatori che hai a disposizione. E poi io ho letto e ho studiato un pochino anche quelle che sono state le storie di Allegri nelle ultime squadre. Comincia sempre con quella voglia magari di fare qualcosa di il 4-3 più offensivo, eccetera, e poi si rifugia. In questo caso non c'era bisogno di rifugiarsi contro l'Osasuna, però è bene provarlo, è bene non poi andare a improvvisarle certe cose. Se vuoi giocare 3-5-2, se vuoi giocare col 3-4-2-1, si può fare e devi essere in grado di farlo. E non è detto, e su questo ci tengo, che sia Allegri, che sia Conte, che sia Chivu, che sia Inzaghi, non è detto che sia Fabregas, perché lo stesso Fabregas ha giocato a 3 in difesa. Il giocare a 3 o a 5 non significa essere meno offensivi. Dipende come lo fai, dipende l'atteggiamento, dipende il piano gara e quanto riesci a stare sul pezzo con i movimenti senza palla e l'aggressione in avanti per essere più moderni, se è quello che cerchiamo. Quindi occhio che diventa interessante. Chiusura ancora più tecnica, la posizione dei terzini e delle ali, perché nel secondo tempo abbiamo visto inserimenti anche di Olivera da braccetto ad andare fino in fondo. I discorsi dei braccetti che vanno fino in fondo, per esempio, che vediamo con l'Inter, si può fare anche quello. In questo caso abbiamo visto Lang fare l'esterno con Alison Santos più interno. Dall'altra parte restava Mazzocchi più esterno e quindi c'hai Vergara che ti fa più l'interno. Nel primo tempo, cosa abbiamo visto? Invece col 4-3-3, Di Lorenzo interno con Politano più esterno e dall'altra parte Spinazzola più esterno con Giovane a supporto. Quindi vedete che ha un senso di alternanza e di asimmetria, dove fai una cosa da una parte e una cosa dall'altra, e ha molto senso. Non sono cose fatte a casaccio, sono cose studiate che ci possono portare anche un po' di soddisfazione nell'analisi. Poi il divertirsi, il cercare il gioco spumeggiante, quello probabilmente ci vorrà del tempo, se mai arriverà. Però noi con molta calma, se riuscissimo a mettere un po' di qualità in questa squadra,
magari andando a pescare nel mercato quando si libereranno le liste un pochino di più, perché adesso hai tolto Gutierrez, benissimo, non è che ti sei liberato di niente. Io nella mia lista sono riuscito a mettere De Bruyne dentro, avendo tolto Gutierrez. Ci sono ancora Lukaku fuori e ci fanno sapere che probabilmente non verrà a Castel di Sangro, altri 2 giorni di permesso. E ci sono i vari Fororuscio che adesso sta giocando, bisogna capire Lang, bisogna capire Neres. Perché se tu c'hai Neres sotto punta, sotto Højlund, con Alisson Santos dall'altra parte che comunque quando prende il pallone punta l'avversario e sono capaci entrambi i 2 brasiliani di essere castighi di Dio, signori, può diventare interessante. E al di là di quella che è la proposta, ci piace o non ci piace Allegri, i giocatori possono fare la differenza. A centrocampo bisogna stare sul pezzo. Se Anguissa non starà al 100%, devi avere al 100% McTominay e devi avere al 100% McTominay, non c'è dubbio, perché lì si reggerà tutto. I terzini, Spinazzola deve star bene. Spinazzola l'ho visto abbastanza bene oggi. Si vede che i carichi si stanno sciogliendo un pochino e stiamo andando un pochino meglio. Spinazzola, dall'altra parte Politano, bene oggi, non si può dire altrimenti. Puntava l'avversario, si faceva vedere. Di Lorenzo nella costruzione, aggiungiamo un'altra cosa tecnica, nella costruzione dal basso, a volte costruzione a 3 con Di Lorenzo braccetto, Rachmani e Marianucci che si allargava, a volte Di Lorenzo che va in inserimento interno, Lobotka che viene tra i 2 centrali, tra Amir e Marianucci in questo caso, e si comincia a costruire sempre a 3, quindi il famoso 3+2 che si dice. Io ci ho provato a fare quello là che dice alla fine mi verrà sempre voglia di fare analisi e di parlare di calcio. Se vi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo presto, perché può essere tutto molto interessante. Sarebbe ancora più interessante se riuscissimo a fare un po' di mercato, perché le altre squadre si stanno muovendo e ci sono almeno un paio di giocatori per ogni squadra. L'Inter con Stones e Provedel che gli serviva, il Milan Gonzalo Ramos e Ghila, la Juve Alej Begovic e Colomwani, adesso si sta parlando di Zirkzee, calmissima, il Como che mette tutta una serie di giovani e riprende Nico Paz, e attenzione, la Roma, dopo Castro, adesso mettono Molina, la Fiorentina, Attà, Mastantuono, si stanno muovendo tanti, non voglio mettere in mezzo anche la Lazio, che qualche colpo la fa. Il Napoli in questo momento conta solamente su quei giocatori che già avevi e che hai riscattato, insomma, che sono Santos e Højlund. Se riusciamo a sfoltire e a mettere qualche giocatore fresco, secondo me ce la possiamo giocare, altrimenti diventa un po' più complicata e serve pure un po' di mazzo. Da New York, Valerio Fui del tutto, vi abbraccio e vi bacio. Forza Napoli sempre!